Un mandiaducci de bande di Paoli e ben chiatazza al programma dei appuntamenti, le musiche che pulsante dal bass dub di Ja Vobl che si intigni in sottofonte, però fevelin dagli eventi di voi a scominciare dal concertone, dalle orchestre filarmoniche di Seul. Queste sere in tal teatri Nuf Juan di Udin, queste orchestre è conosciute come una delle più luminosis per capacità tecniche e virtuosissime dall'attuale panorama sinfonico internazionale. Queste dal concerto di Usgnot al Teatro Nuf Juan di Udin è l'unica che queste compagne asiatiche farà in Italia e sarà dirigita da Thierry Fischer di origini svizzaris per un repertorio che comincerà con danzis coreanis. Il titolo è Muak, il compositore, il coreano Isang Jung, una fantasia per grandi orchestre che cerca di fare una personale sintesi stilistica fra le sculture musicali orientali e ponte che è occidentali. E dopo un grand classic, il concerto numero 5 per pianoforte e orchestre di Ludwig van Beethoven, il così chiamato imperatore fatto in tal 1809. Stesso periodo più o meno anche parla di seconda parte del programma le opere di Hector Berlioz, Symphonie Fantastique, che il maestro francese che in che volta aveva 27 anni al compone in tal 1830. E oltre a questo concertone a chi non sono tanti altri di segnalare Usgnot, se no che Pablo Perissinotto, cantautore pordenonese al continuo il suo tour intitolato In prima persona. Tredis tappis in questo tour per contare le violenze sulle femminis, un concerto che queste sere sarà lì dall'ex convent di San Francesco a Pordenone alle 6 di sera con un ospite, Enrico Galliano. E torniamo al teatri, però al teatri di recitazione, al teatri come per esempio questo Grand Classic Novecento, ispirata al libro che a sua volta è diventato un classic di Alessandro Baricco, ma questo spettacolo teatrale che si è creato in tal 94 è arrivato ormai a passe 500 repliche. Beh, se perché il teatro incerto di le scarpe prendono piede, forse tanto fatti sanche di pui, ma 500 repliche e 200.000 spettatori insomma ipotizzati per queste monoliche, certamente indifasi un cult dalle scene italiane. Le versioni che si ispira sia al libro di Alessandro Baricco, ma magari anche al film di Tornatore, la leggenda del pianista sull'oceano, però il personaggio che interpreta il protagonista di Novecento è che il classic mitut in scene di Eugenio Allegri con le regie di Gabriele Vacis. Il spettacolo sarà queste sere in tal teatri Modena di Palme e dopo la rendenant anche dei prossimi 2 giorni Miarcus e Ioibe al teatri di Monfalcone, Alice Nuf Mancul un quarto. Gran teatri anche con I Miserabili, il capolavoro di Victor Hugo, in tale adattamento dal Teatri Stabili dal Friuli Vignesi e Giulia, centri teatrali Brescian e teatri degli Incamminati, dall'adattamento di Luca Doninelli, le interpretazioni di Franco Branciaroli per regie di Franco Però. All'estate in tal teatro Nuf Juan di Udin le settimane passate, ma al continuo il suggire che stasera sarà al teatri Candoni di Tumiec, Alice Nuf Mancul un quarti, I Miserabili.
E un altro spettacolo teatrale è a Pordenone, Alice Nuff di sera, all'ex convent di San Francesco, dove che prima avevamo detto, no? All'Issi sale Pablo Perissinotto con il suo concerto Uomini contro la violenza sulle donne, e Alice Nuff invece è il spettacolo Il mio irresistibile diritto all'oblio, una produzione dalle compagnie dai riservati di Giulia Lombezzini per regie di Sonia Cossettini, che è anche in scena insieme a Elena Genio e a Stefano Trecca. Le storie che anzi le tre storie, sono le storie di tre personaggi che misclicciansi non si interrogano sul PEAMP, jenfri salute mentale, relazioni, dipendenze, reti, reals e virtuals, insomma un ragionamento su quel mondo alic dal web. Allora, questa sera, Alice Nuff di sera, conventi San Francesco in Place de Motte a Pordenone, Alice Nuff, l'hai già dite, bonde, spettacolo è intitolato Il mio irresistibile diritto all'oblio. E come fevelin di cine, innanzitutto perché Menocchio, il film di Alberto Fasulo sull'eretic Moulinard di Montreal Valcelline dal 500, che è state brusate da inquisizioni ecclesiastiche, che stasera viene proiettata a Saint-Denis in tal Cine Splendor. Alice Nuff di sera ha introdotto il film il storico Angelo Floramo. Menocchio dunque a Saint-Denis, mentre che tal circuito dal visionari, dal check ovin le ninfe di Monet, questo film sul grande pittore impressionista con le colonne sonore di Raymond Zovino, che fra l'altro domani alle svoi di sera sarà ospite in sale a Udin prima di proiezione al visionari, mentre che avete proiettate alle 3 mesi e alle 7 mesi le ninfe di Moneta, è un lavoro di Gianni Troilo. Altri film che si possono vedere al visionario sono Troppa Grazia di Gianni Zanasi, con interpretazioni strepitose di Alice Rohrwacher, ma più di qualcuno al disco, al di là dell'interpretazione il film non è così c'è. Un altro film di un giovane regista italiano al visionari, Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, e dopo anche Cecil Beach, Il segreto di una notte di Dominic Craig, e anche al visionari alle Menocchio Alice Siete di sera, il Menocchio di Alberto Fasulo, mentre che al centrale ovin Animali fantastici, I crimini di Grindelwald di David Yates, ovin Redland, Rosso Istria di Maximiliano Hernando Bruno e In guerra di Stéphane Brisé. Queste le programmazioni dal Centro Espressioni Cinematografiche, mentre che di Cinema Zero queste sere hanno un appuntamento di Gli occhi dell'Africa, rassegne di cine e culture africane. Di fatto sarà il regista e fotografo Massimiliano Troiano a incontrare il pubblico di Cinema Zero per un viaggio fotografico e una mostra intitolata Magia, Medicina, Grazia e Cura in Africa, un percorso di immagini in dis paesi africani fra in code dai dispensari, in cure dai ospedali e via denante. Le cure delle malattie in Africa è un po' sospinduto fra medicine tradizionali, cui sia i rituali sacri e le medicine scientifiche con gli sos robis laicis, no? Ed è proprio queste confin a essi protagonisti dal film I'm Not a Witch di Rungano Nioni, fra l'altro i premi miglior esordi del British Academy Film Award dal 2017 e premi miglior lungometrage dal Festival del Cinema Africano di Asia e Americhe Latine di Milan. Il film Alice Nuff manco un quarto da spo dall'incontri con il fotografo Massimiliano Troiano. Bon, e dal cine ai inquintris, scominciamo con... No, aspettate. Allora, veduto che si fevele di Africa, fevelin di queste, avevamo fevelato di Africa, fevelin anche di queste come diventare africani in una notte, spettacolo dentro dalle rassegne spaesati
eventi sul tema delle migrazioni, mi tutta d'una lì dal Teatro Miela, che è spettacolo con le regie di Sabrina Morena, con Mohamed Ba, Stefano Dongetti, Alessandro Mizzi, al sarà al Teatro Miela di Usgnot fino a Ioibe 29 di novembre alle 7:30 di sera. Le storie, un italiano e un togolese si chiatti in Sant'Escugna, condivide un appartamento quando succede un fatto inspietato che al costringe a cambiare punto di vista, un momento creativo e umano che le culture europee e africane si incontrino e approvino a dialogare. Come diventare africani in una notte, dunque, di Usgnot a Ioibet al Teatro Miela alle 7:30 di sera. E tornando a Udin, dicevo gli incontris, il clima sta cambiando e non si può più pensare denante dalle ultime esperienze, anche vivuti qui in regione, che gli eventi meteorologici assedino una semplice casualità e dunque segnalin il tornà in regione di Daniele Pernigotti, che arriverà in biciclette di Vignesi insieme a Claudio Bonato per le loro prime tappe di Ride With Us, che porterà in biciclette fino a Katowice in Polonia, e dove si svolgerà il summit annuale sul clima dai 3 ai 14 di dicembre. E questa tappa è l'occasione per proporre anche l'incontro con il professor Filippo Giorgi, climatologo dal Centro Internazionale di Fisiche Teoriche di Trieste, che parlerà di clima, OMS e Paveis, come il suo ultimo libro, L'uomo e la farfalla, 6 domande su cui riflettere per comprendere i cambiamenti climatici. Insieme a lui le giornaliste e scrittore Elisa Cozzarini. L'incontro alle SIS, sede dal Polo Economico dell'Università di Udine in vie Tomadini. E un altro incontro alle che mi tutta dun dal comune di Udine per le rassegne Camminiamo insieme, donne disabili fra discriminazioni e pari opportunità. L'incontro che si svolgerà dal Salon dal Popolo di Palazzo d'Aronco, Comune di Udine, con Lorenza Vettor dell'associazione Fish on Loose, Daniela Campigotto, presidente dal UILDM sezione di Udine, Sarita Nadalutti, presidente di ENS Udine, e Katia Casasola, presidente di Mobility Access Pass. Un evento, un incontro che è istituito dall'assessorato alle pari opportunità politiche dal comune di Udine. All'ISIS invece lì dall'angolo della musica per Angolo Club, incontri con l'autore Tony Capuozzo per presentare il suo libro pubblicato da Il Mulino, I luoghi del 68, o ben andare per i luoghi del 68. Contata appunto di Tony Capozzo, che dal 60 voto è stato un dei leader in Friuli, prima da carriere giornalistiche che ho conosciuto, insomma. Altri incontri che parlerà di politico, ben di un uomo politico, alle che l'intitolata Antonio Comelli da Nimis per il Friuli. Si svolgerà questa sera alle 7:30 sale Consear dal municipio di Nimis, e intervegneranno Giuseppe Longo, pre-Rizzieri de Tina, il plevan di Nimis, e Lionello D'Agostini, partanti Heinz a Chiaf de Fondazione Krupp. Proprio Lionello D'Agostini ha curato un librutto intitolato Antonio Comelli, un protagonista del nostro tempo. Antonio Comelli è stato il presidente della regione democristiana ai tempi della ricostruzione, per questo lo chiamano anche il presidente della ricostruzione. Politic anche illuminato, per sviarsi, è amministratore di buon profilo, politico di altri stimps, anche si può dare sdesi. Voto miege che stasera te sale consear di Nimis. E invece a San Denela, lì dalle biblioteche warneriane, però prima all'ISIS un altro incontro politico intitolato L'ultima provincia, storia politica a nord-est,
che è un libro scritto di Raffaella Sialino e pubblicato di Aviani e Aviani Editore, che sarà presentato dall'autore insieme con il giornalista Gianfranco Leonarduzzi. Vignerà anche il sindaco di San Denel Pietro Valente e Riccardo Riccardi, che è il vicepresidente della Regione Friuli Vignesi Giulia, alle SIS Biblioteche Warneriane di San Denel. E come torniamo a Udin, lì dalle librerie Tarantola alle SIS, le presentazioni dal libro 1943-1945, Vicende di guerra, la Carnia durante l'occupazione nazista, scritte di Giulio Delbon e editate dall'Associazione Culturale Cortollezis di Trep Liusul. A presentare i libri Diego Carpenedo, direttivo dall'Istituto Furlan per Storia del Movimento di Liberazione, libri che raccontano le storie de Chiarnie, in tante occupazioni naziste, fra il 43 e il 45, partinte dall'armistizio e dal voto di settembre, per favelà dopo le nascite dal sviluppo del movimento partigiano, dei rappresai nazisti, da esperienze da zone libere da Chiarnie, e finite con le invasioni cosacche, caucasiche e dalle difficili coabitazioni con i cosacs a Ponte. Un libro di storia, insomma, che sarà presentato alle SIS, librerie Tarantola di Vie Vittorio Veneto. Bene, aspetta, anche qualche appuntamento alle librerie Friuli, alle SIS, si favele di neuroscienze del bilinguismo, che è anche il titolo dal libri di Franco Fabbro che è state pubblicate dalle case editore Astrolabio, importante case editore scientifiche, e il stesso Franco Fabbro, Frank Fari per Furlan, lo presenterà alle SIS, dunque alle librerie Friuli, insieme a Francesco De Stefano. Un altro incontro dalle Fondazione Friuli, alle SIS, con Salvia e Rosmarino, alimentazione tradizionale in Friuli, un volume anche di ricette, un lavoro antichi di Giosuè e Rita Chiaradia, che sarà presentata alle SIS a Ponte, alle un libro pubblicato dalle Forum, alle presentazioni gli autori, ma anche Enos Costantini e Giampaolo Gri. Ben, anche un altro incontri dalle rassegne Star Bene, dalle biblioteche di Udin, alle svolte miege di sera si presenta anche lì un libro intitolato Auspicando un papa vegetariano, ancor meglio vegano. Bel titolo. Lo ha fatto Marco Bertali, psichiatra, che sarà lì a presentarlo alle svolte miege di sera, lì dalle biblioteche che è in via Villa Glori, chi a Udin. Dopo ultime altre segnalazioni, ma le ultime per le bellissime iniziative dal liceo Paolo Diacono di Cividate, per queste CFM UNESCO che ha portato in te cittadine un più di 300 studenti che arrivano di tantissimi sbandi dal mondo: Argentina, Australia, Germania, Islanda, Olanda, Russia, Slovenia, Venezuela, perfino Oman, oltre a differenti regioni di Italia, e che hanno trasformato Cividale per 3 giorni in una sorta di capitale internazionale delle diplomazie, o ben hanno attaccato a fare conti già di giovani sulle questioni dal mondo, anche perché saranno loro che avranno di risolvere di un po'. Io sto per segnalare che voi avete le cerimonie di conclusione di Siarade di queste CF UNESCO, che si svolgerà lì dalle iglesie di San Francesco a Cividale alle 12 miege dal pomeriggio, e le cerimonie saranno anche premiate le delegazioni che si sono distinte in tante dal dibattito, saranno le relazioni finali e sono ridotte a inviate al pubblico, per cui che è curiosa, pues là lì in le iglesie di San Francesco alle 12 miege voi dal pomeriggio a Cividale per queste simulazioni
da inquintris dall'ONU fatte dai fantacinks che arrivino dalle regioni di tutto il mondo. Si arriva qui gli appuntamenti di voi, Paolo vi saluta e si sente domani e un grazie a Ferdinando Passone per le parti tecniche. Mandi a tutti. C'è Dula Parce Ce fa? Locandine da spettacolo. La c'è parce. Io non so c'è lì, non so c'è fa, non so parce. Su po', tutti insieme. Io non sai tu là, non sai c'è fa, non sai parce. Io non so c'è fa, non sai c'è lì. Io non sai c'è lì e non sai tu là. Io non sai tu là, non sai parce. Io non sai c'è fa, non sai du là, non sai parce, non sai c'è di, non sai c'è fa, non sai du là, non sai parce. Onde Furlane Spot. Ti diciamo i fatti mentre accadono. Dal lunedì al venerdì, UDI News TV ti informa in tempo reale. Ogni giorno, con 12 edizioni del telegiornale, dalle 7 alle 23:30. Seguici sul canale 110 del digitale terrestre. UDI News TV. L'informazione si aggiunge alla passione. Suns Europe, il Grand Festival European des Arts in Lingue Minorizzade al Torne con un grand spettacolo. Sabida i 1 dicembre all'Idal Teatri Nuf Zoang di Udin. 9 groups che accanteranno in ladin, catalan, romanche, furlan, galles, basque e tant'altri. I bigliets si ciolin online su Viva Ticket o lì de bigliettarie dal teatri, dal Martars a Sabide, des 4 a 7 dal dopo di misdì. Suns Europe, un spettacolo di no piardi. Sóc aquell que en rampa tant, que parellem, que clava el cant. Listen, elèctric. Rastafarià, Rastafarià, quan sin Jamaica, doncs smoke marijuana, drink red wine. Radene Furlane, 90.0, non sta calma soa, io di no cambio GR, il giornale radio di Onde Furlane, parcure di redazione. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori di Radio Onde Furlane, de bande di Carli Pupi in studi per questa edizione dalla Radio Giornale, con viaggiarin con le pagine istituzionali, in particolare con l'attenzione centrata alle manovre finanziarie che è in discussione da questi giornati sintes diverse commissioni dal Consiglio regionale che è stata presentata ieri ma che non ha llevato pochi polemici come covio da ring. Offevelerin però anche di migranti di una banda con le prefetture di Udin che è in vore per novis conventions anche al posto di che non saranno rinnovati al comune di Udin ma anche con una voglada in particolare al tema dei minors no compagnasse e poi dopo notizie di cronache con incidenti di strade un diches mortale e poi dopo con le pagine sportive. Le prime commissioni dal Consiglio regionale, integrate dai presidenti di queste commissioni, si è date donne ieri per ascoltare le presentazioni de bande de assessore per financi Barbara Zilli dei diversi documenti che compongono le manovre finanziarie per il 2019. Venerdì le note di aggiornamento al documento economico e finanziario regionale per il 2019, le leggi collegate ai manovre di bilancio 2019-2021, il bilancio
legge di previsione pedale 2019-2021 e le leggi di stabilità per il 2019. Le assessore ha anticipato che le risorse disponibili si sono cresciute e che si prevedono investimenti per infrastrutture, per interventi a pro de sanità, per sicurezza idrogeologiche e per rispondere ai danni causati dal bruttimp. Barbara Zilli ha tenuto però a marcare massime le novità che intendono le aliquote IRAP, che sarà azzerate per attività produttive e per partiti IVA logati in una settantina di comuni de Montfurlane e poi tal dettaglio da che chiapas dentro in tessaris B e C di svantaggi socio-economiche. Si favela di un'azione che ha un valore stimato di più o manco il 4 milioni e mieci di euro. A questa azione, che ponte ad una mano a tutte le realtà economiche e professionali che operano in tessaris più disvantaggiati dal nostro territorio, si giunterà anche le possibilità di venire incontri a nuove attività che nasceranno in tal resto de regione, con una aliquote zero per Prince 3 anni di attività di una nuova azienda. L'assessore ha anticipato po' deduzione SIRAP anche per cui che al chiappe su lavoro con contratto a tempo indeterminato personale che era stato senza lavoro per via di crisi aziendali o licenziamenti collettivi. Come le prime commissioni e verrà di entrare in tal merda dagli articoli che formano le manovre e votare diversi provvedimenti che le compongono. Lo farà però in test riunioni fissadis par passando man, vinars e lunis de settimane che ven. Prima di fatto toccherà a che altre commissioni di fronte agli spars di loro competenze. Intanto de audizioni di ieri l'assessore Zilli e ha fatto sapere che diversi elementi di manovre saranno decidus voi de giunte e dunque saranno inseriti le manovre sotto forme di emendamenti. E proprio te queste maniere di procedere a far saltare sulle opposizioni che le hanno criticate in maniere un'evore dure. Per il presidente del gruppo consigliare del PAT per Autonomie, Massimo Moretuzzo, era impossibile da un parere su un documento che rimanda quasi dal tutto ai sceltis che le giunte e le maggioranze faranno questi dis a dimostrazione delle mancanze di una visione strategica sulla vigna delle nostre regioni. A voi le uniche robe sicure alla giunta Moretuzzo è che invece di pretendere da Stato centrale restituzione di che i bessi in cui versati delle nostre regioni in Taia in Stas, le maggioranze il procedi con un indebitamento nuf di più o manco 220-250 milioni di euro per fare investimenti che restino anche poco clars. Una vorrei d'urs anche i commenti che arrivano dal Partito Democratico. Il consigliere Roberto Cosolini, un di che tra l'altro la chialchiat manco le man, alla fevelata di una manovra che non va più in de ordinaria amministrazione. Le leggi di stabilità definitive si le vedrà dopo degli emendamenti che arriveranno de giunte al dis Cosolini, che al segnale c'è che queste mancanze di chiarezza e plati una visione di respiro un'evore curte. Le prefetture di Udine e Daura imbastì news banks per dei accetta ai passi 900 spatriati che si chiati in tal territorio comunale. Con di fatto le poi par des convenzioni che io riguardino arriveranno insomma con le fin da l'anno. Le prefetture si chiate a vedi intervenire non dome perché sconvenzioni che aveva già gestite, come che Pex, Caserme Cavarzerani, ma anche perché dal progetto Aura, che alle restate gestite fin come dal comune di Udine, ma che le amministrazioni in chiari ha deciduto di no rinnovi. Cence di un new band, col primo di gennaio, che 295 migranti che ingracis dal progetto aveva inchiatato accetti in appartamenti o strutture sulle fonde di convenzioni con 6 realtà dal territorio, 6 Caritas, Nuovi Cittadini, Centri Balducci, Oikos, Il Mosaico e Aracon si chiataressin per strade. Nel momento che le prefetture non può schiappare il paese dal comune in convenzione, si verrà di intervenire dunque con un new band. Ai 31 di agosto di quest'anno i minori foresti non compagnati che si chiatavano in Friuli Venezia Giulia erano in 625, poi di metà, si passi 350 in tal Friuli Udinese e superiore 250 in provincia di Trieste. Il data è stata riguardata in tante delle riunioni istituzionali che la Madedonia a Trieste ieri per resonare su queste teme.
Il costo per l'accetto in struttura è sui 75 euro di 45 rimborsati dal Stato centrale e rest mettute de region, che perché sfin è mettuta a bilancio per il 2019 poi manco 4 milioni di euro. Di lunvie dall'inquintri l'assessore regionale con delega a immigrazione Pierpaolo Roberti ha anticipato che le regioni gli ora metti un regolamento che la fissa criteri news per riconoscimento delle strutture che danno accetto a questi minors in maniera di garantire di une bande livelli minimi di materie formative e di servizi suffiars, ma anche per controllare i costi e per increscere le misure di sicurezza. Passin come ai snovis di cronache, una femmina di 79 anni si è perduta le vite ieri in un incidente di strade capitato poco lontano di Chiasesso, a Ramusiel, in comune di Sieste. Di una prima ricostruzione dai FAS, assomè che intanto che si chiatava in biciclette e si è di strada tirate so di una macchina che viaggiava in sua stessa direzione. I squintri alle state un'evore violente, quando il personale sanitario è arrivato sul posto, per femmine non l'era più noi e ce fa. Si chiata investit ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Udine un uomo di 70 anni che vuoi di binore era stato sclicciato sotto dal suo trattore che si è ribaltato. Le dinamiche esatte dell'incidente resta però in che modo sclarì. Il fatto è capitato in Chiarni e in tal paese di Pesaris. L'uomo è in condizioni serie ma, per ciò che si sa, non saresse in pericolo di vite. Un giovane di 25 anni in vestita è stato ustionato in tune gambe e tesmans per via che ha chiappato fuoco le batterie dal sigarette elettroniche che aveva tune sacchette dai bregons. Alla partita ustions di seconde di tiarce grate e dopo des primi scuri salì dall'ospedale di Udine si è deciduto di trasferirlo in tal centri per granchie ustionati di Padue. Il fatto è capitato a Tarcint intanto che il fattan si chiatava in macchine. Per finire, una nuova che riguarda il sport, in tal posticipo di campionato di ieri sera il Pordenone ha battuto le Ternana per 1-0. Il gol decisivo per il successo dai Sborfs dal Friuli Occidentale è stato segnato al 27esimo del primo tempo di Burrai. Le vittorie tornano a partire il Pordenone in prime posizioni in classifiche, 2 punti denante de Fermana e 3 punti denante di Triestine, Feralpi Salò e Vis Pesaro. Queste erano le ultime 9 dal nostro radiogiornale, mettuta ad un di Carli Puppe, perché che riguarda le part tecniche in regia di Ferdinando Passone. Grazie per ascolto e mandi a tutti. Il giornal radio di Onde Furlane. Parcure de redazione. Il meteo. Bolletin dal team in collaborazione con l'Agenzia Regionale Palambiente. Situazione generale. Una circolazione depressionaria fa srivare sulle nostre regioni curins nord-orientali, sentiamo umidi a quote alte, poi sutis a partire di domani e di passando domani. In per ovvio delle previsioni per voi, Martars il 26 di novembre dal 2018 con una affidabilità dal 70%. Cil dutinulata con salustris dal dopo di misdì sul Tart o anche sozzera e soredute bande de marine. In Val Chianal a Tacade Binore sarà le possibilità di qualche plue a livello locale, un'evore debole. Sulle marine sofflerà buere moderate sull'imprin e poi dopo a onde forte. Aer di nord-est moderata anche a quote alte. Temperaturis minimis in planure tra 4 e 7 gradi, d'ogni dal mar tra 7 e 9 gradi. Temperaturis massimis in planure tra 10 e 12 gradi, sulle marine tra 8 e 11 gradi. Previsioni per domani, miarcus ai 28 di novembre con una affidabilità dall'80%. Cil sereno pos nui, sulle marine sofflerà buera vonde forte, aer di nord-est moderata anche a quote alte, possibilità di glaciati locali in planure, con di fatte les minimis in planure e la ragnu tra manculun e 2 gradi. D'ogni dal mare investite saranno tra i 2 e i 5 gradi. Les massimis saranno in planure tra i 7 e i 10 gradi, sulle marine tra i 6 e i 9 gradi.
in enanculet indince pesornadi seguitivi, in particolare a pari oibe, qua anche si previot biel team con cil seren, buere avonde forte sulle marine, temperaturi in calà e glaciadi sono poco perduti in planure. Il meteo. Bolletin dal TIMP in collaborazione con l'Agenzia Regionale Palambiente. Som den är mon e tornado mang binare pran parla palmon nine nane venga tiolmi passeus no la sera che gli frutta al mur da su e il diat ai ten la luz. Partimi in joal sarei país i flum sei prat Partimi dal braccio come che fas la me mare Nine nane venga tiolmi passeus no la sera che gli frutta al mur su el dia ai ten la luz. Guardi a bala in som dei creds in som dal mondo Quis bilvs scatianting ai daring la buena no Nine nane dolce vare passeus no la sera che smonta al mur su e la luna ai ten la luz Las hagane saltin fu dal bosco blu e scuro e ai tacche